La giovanissima formazione biancazzurra proposta dal tecnico Francesco Di Gaetano ha perso di misura allo stadio Paolo Marino di Castelvetrano per la gara di andata di Coppa Italia, limitando così danni in previsione del ritorno che si giocherà, ricordiamo, all'Esseneto mercoledì 28 ottobre prossimo. Si tratta di una sconfitta indolore che, nonostante tutto, ha permesso di mettere le buone qualità dei singoli ragazzi che sinora hanno fatto solo tanta panchina. Malgrado tutto, l'Acregas dei giovani ha sfiorato ripetutamente la rete del pari, che sarebbe stata anche meritata, con i vari Assante e Sicurella. Il gol vittoria dei locali invece è stato segnato al 20° del primo tempo e porta la firma di Giannusa, abile a incuniarsi tra le fila biancazzurre e infilare il portiere compagno. Negli 11 titolari dell'Agrega si hanno trovato spazio i soli Compagno e Licata, mentre sono stati lasciati in panchina i vari Gambino, Villa, ancora infortunato, Cipolla, che tornerà disponibile proprio in occasione della sfida con la Senga Taldese, Biondo, D'Amico, La Spina, tutti tenuti a riposo in vista del prossimo scontro casalingo di domenica prossima. La qualificazione comunque non è per nulla compromessa e per superare il turno sarà necessario superare la Folgore con 2 gol di scarto. A proposito della sfida interna con la San Cataldese, è quasi certo che si ritornerà a giocare con la presenza dei tifosi sugli spalti, ma in numero ridotto. Nei prossimi giorni daremo notizie più dettagliate. Questi infine i risultati delle altre gare di Coppa del Girone A di eccellenza. Mazzara batte Castellammare 4-1, Misilmeri batte Parmaval 2-1, Profavara San Cataldese è terminata 0-0. E concludiamo con la decisione del giudice sportivo. È stato fermato per 2 giornate il giovane biancazzurro Salvatore Federico dell'Acregas, espulso durante la gara esterna con Emorreale. Inoltre non sarà della sfida Acregas San Cataldese il nisseno Angelo D'Angelo è fermato per una giornata, mentre ben 4 ne sono stati inflitti a Francesco Maggio del Paramount Valle. Infine sono stati fermati per una gara anche Salvatore Cardinale del Parmonval e Manfredi Di Giorgio del Mazzara.